Noi abbiamo dimostrato oggi con lo studio che una maggiore efficienza della pubblica amministrazione passa attraverso un decentramento delle competenze statali, secondo l'articolo 116, a favore delle regioni virtuose, mentre invece bisogna che a livello statale vengano centrate le competenze nelle regioni non virtuose. Quindi abbiamo diviso praticamente, secondo alcuni parametri, le regioni che sanno gestire il denaro pubblico molto bene da quelle che invece sprecano denaro pubblico. A quelle virtuose fanno parte, di quelle virtuose fanno parte Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, sono quelle che hanno i bilanci migliori, hanno dei parametri migliori, e quindi il nostro auspicio è avere un paese Italia dove non si fa di tutto un'erba un fascio, cioè se una regione non funziona si tolgono competenze anche a quelle che non funzionano. No, bisogna differenziare, e quindi le regioni che non funzionano, tutela dello Stato. Quelle che funzionano devono avere il più possibile di autonomia e quindi il maggiore decentramento possibile sulla base dell'articolo 116 della Costituzione. Credo l'importanza sia sotto gli occhi di tutti. È uno studio molto sintetico. Abbiamo volutamente evitato di fare studi vocabolario che nessuno legge, e abbiamo cercato di focalizzare l'essenziale di questo studio, dei risultati di questo studio. È leggibile, invito il pubblico, i cittadini, le imprese, le istituzioni a dare un'occhiata a questo studio, perché modestamente può dare risposte a molte problematiche del Veneto ma anche dell'Italia. Oggi abbiamo portato un ulteriore mattoncino nella costruzione, anzi nella ricostruzione del regionalismo a livello italiano. Con questi numeri dimostriamo che le regioni che sanno bene amministrarsi, che sono in linea con i conti pubblici, che sono virtuose dal punto di vista della gestione della cosa pubblica, possono essere strumento e volano di ripresa economica se lasciate libere di gestire al proprio interno competenze, risorse, intelligenze, economie, personale. Ricentralizzare come quello che sta facendo questo governo è assolutamente antistorico, è fuori da ogni logica, è anche contro le dinamiche europee che in questo momento invece vedono tanti stati che stanno portando verso il decentramento maggiori risorse e competenze e anche appunto autonomia maggiore. Quindi questo è uno strumento che ci servirà a spiegare ancora una volta, e di più se serve, che è importante dare al Veneto il grado di autonomia che i veneti sentono di meritarsi e che sapranno sicuramente ben gestire.